Va ora in onda Capitaneria di Porto, in vacanza con Radio Libertà. Al timone Antonino Danna. Al timone la follia, ci ritroviamo in alto mare. In alto mare. What's the sense in sharing this one and only life? Ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies, but you won't have your man. While he's busy loving every woman that he can. Say I'm gonna leave 100 times a day. It's easier said than done when you just can't break away. You just can't break away. Oh, young hearts, run free and never be hung up like my man and me. My man and me. Oh, young hearts, to yourself be true. Don't be no fool when love really don't love you. Don't love you. It's high time now, just one crack at life. Who wants to live it in trouble and strife? My mind must be free to learn all I can about me. I'm gonna love him for the rest of my days. Encourage the babies every time they say self-preservation is what's really going on today. Say I'm gonna turn loose 1,000 times a day, but how can I turn loose when I just can't break away? I just can't break away. Oh, young hearts, run free. They'll never be hung up like my man and me. You and me. Questa è Candy Stanton, Young Hearts, Run Free 1976. Questa è Capitaneria di Porto, le 12:05 minuti e 43 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Purtroppo cominciamo la nostra trasmissione con una notizia che non mi piace dare. È morto Francesco Guccini, aveva 86 anni, muore una voce ironica, spiritosa, scanzonata, piena di anima, capace di raccontare e di pennellare con poche parole la realtà. È stato cantautore impareggiabile, è stato straordinario narratore, lui era più un cantastorie che un cantautore, una figura immensa che mancherà per la sua intelligenza e per la sua arguzia alla musica italiana e mancherà soprattutto a questo paese. Basti pensare a Auschwitz, Dio è morto, l'unica canzone che la Rai censurava nei suoi dischi rossi, quelli con l'etichetta non deve andare in onda, e che invece Radio Vaticana al tempo di Paolo VI mandava, e anche oggi, guarda caso, ricordiamo i 48 anni dalla morte di Paolo VI. Eppure quella radio mandava in onda Dio è morto di Francesco Guccini, perché l'ha scritta lui. Auschwitz, appunto. E poi questo tema del filo conduttore della memoria, della nostalgia, della famiglia. Lui che ha raccontato nelle croniche pafaniche le storie della famiglia, le storie di Pavana, il rumore delle acque che fa il Limentra, le storie di una vita. Era un uomo dall'uso impareggiabile della lingua italiana, secondo soltanto a Lucio Dalla, nell'uso micidiale dell'italiano, ha scritto svariati libri. Da qualche anno si era un po' ritirato, però ciò che egli ha fatto e che ha rappresentato con tutta la generazione di musicisti e cantautori che negli anni 60-70 sono venuti da Bologna e più in generale tra la via Emilia e il West, come lui,
lasciano un'orma incredibile ed è un'orma fatta di riflessione, fatta di anima, fatta di pensiero, che ci lascia così attoniti davanti alla sua dipartita. E allora io lo voglio ricordare con un pezzo del 1978, sempre sul tema della famiglia e sul tema della memoria, perché noi siamo anche eredità di ciò che ci ha preceduto, di chi ci ha preceduto. Ed è una storia di emigrazione, anche questa, è una storia di lavoro e polvere della mina in Arkansas, Tex, Missouri, come canta lui, cioè suo zio Amerigo Guccini, che nel 1978, eccolo qua, probabilmente uscì lasciando dietro a sé la Porta Verde, lui che era socialista, lui che litigò con suo padre e che se ne andò in America per protesta e andò a costruirsi un futuro diverso. Il regalo? Un cinto d'ernia che sembrava una pistola. Vai pure, Simone. Probabilmente uscì chiudendo dietro a sé la Porta Verde. Qualcuno si era alzato a preparargli in fretta un caffè d'orzo. Non so se si girò, non era il tipo d'uomo che si perde in nostalgie da ricchi e andò per la sua strada senza sforzo. Quando io l'ho conosciuto, o inizio a ricordarlo, era già vecchio. Oh, così a me sembrava, ma allora non andavo ancora a scuola. Colpiva il cranio raso e un misterioso e strano suo apparecchio, un cinto d'ernia che sembrava una fondina per la pistola. Ma quel mattino aveva il viso dei 20 anni, senza rughe e rabbia ed avventura e ancora vaghe idee di socialismo. Parole dure al padre e dietro tradizione di fame e fughe. E per il suo lavoro, quello che schianta e uccide, il fatalismo. Ma quel mattino aveva quel sentimento nuovo per casa e madre, e per scacciarlo aveva in corpo il primo vino di una cantina e già sentiva in faccia l'odore d'olio e mare che fa le apre e già sentiva in bocca l'odore della polvere della mina. L'America era allora per me i GI di Roosevelt, la quinta armata. L'America era Atlantide, l'America era il cuore, era il destino. L'America era life, sorrisi a denti bianchi su patinata. L'America era il mondo sognante, misterioso di Paperino. L'America era allora per me provincia dolce, mondo di pace. Perduto paradiso, malinconia sottile, nevrosi lenta e Gungadin e Ringo, gli eroi di Casablanca e di Fort Apache, un sogno lungo il suono
continuo ed ossessivo che fai mentre non so come la vide quando la nave offrì New York vicino, dei grattacieli il bosco, città di feci e strade, urla, castello e Pavana, un ricordo lasciato fra i castagni dell'Appennino. L'inglese un suono strano che lo feriva al cuore come un coltello, e fu lavoro e sangue e fu fatica uguale mattina e sera, per anni da prigione di birra e di puttane, di giorni duri, di negri ed irlandesi, polacchi ed italiani nella miniera, sudore d'antracite in Pennsylvania, Arkansas, Texas, Missouri. Torno come fa molti, 2 soldi e giovinezza ormai finita. L'America è un angolo, l'America è un'ombra, nebbia sottile. L'America era un'ernia, un gioco di quei tanti che fa la vita, e dire boss per capo e ton per tonnellata, rai per fucile. Quando io l'ho conosciuto, o inizio a ricordarlo, era già vecchio, sprezzante come i giovani, gli scivolavo accanto senza afferrarlo, e non capivo che quell'uomo era il mio volto, era il mio specchio, finché non verrà il tempo in faccia a tutto il mondo per rincontrarlo. E adesso si sono rincontrati con lo zio Amerigo nel lontano 1963. Raccontò in Croniche Pafaniche, mi pare, Guccini, che lui era militare, era alla scuola allievi ufficiali di complemento, e non gli diedero la licenza per andare da suo zio moribondo perché non era parente stretto. Era comunque un affetto molto, molto forte quello tra lui e lo zio Amerigo, e insomma fa speranza pensare che si siano ritrovati in faccia a tutto il mondo. Quel giorno è venuto. Allora, cosa dice l'ANSA? Stamattina a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari, si è spento a 86 anni Francesco Guccini. Lo rende noto la famiglia, sottolineando che nel rispetto delle sue volontà le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo e salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. Nato nel 1940 a Modena, Guccini ha vissuto la maggior parte dell'infanzia sull'Appennino tosco-emiliano. Ha fatto l'insegnante per una vita, ma anche il giovane cronista alla Gazzetta di Modena e il pubblicitario. Nel mondo della musica c'è entrato con atteggiamento riluttante, prima come autore per Caterina Caselli e soprattutto per i gruppi Beat, Kip 84 e Nomadi, che hanno portato al successo Auschwitz, Per fare un uomo, Dio è morto, Noi non ci saremo. Dagli anni 70 si è trasferito a Bologna, è diventato uno dei personaggi più amati e ascoltati della stagione dell'impegno. Il cantautore con l'Eschimo nei suoi concerti, la sua musica e le canzoni si mescolavano ai monologhi accenti del miglior cabaret. Sono tante le sue canzoni che sono diventate degli inni collettivi: La locomotiva, Piccola città, Il vecchio e il bambino, Vedi cara, Incontro, Autogrill, Canzone per un'amica, Sirano, L'avvelenata. Molti riferimenti culturali nella sua musica e scrittura, che vanno dalla poesia italiana a Borges, da Dylan e la poetica Beat alla Bibbia e Procopio di Cesarea, da Cervantes a Dumas a Barthes.
Nel 2012, dopo aver pubblicato L'ultima Thule, Guccini aveva annunciato il ritiro dalla scena musicale attiva. Niente più dischi e concerti per dedicarsi alla scrittura. Nel 2020 è stato in cinquina al premio Campiello con la sua ballata Tra lume scuro edita da Giunti. Applausi poi nell'aula della Camera per Guccini quando la capogruppo PD Chiara Braga ha annunciato, visibilmente commossa, che ci ha lasciato Francesco Guccini. Si è levato un lungo applauso nell'emiciclo di Montecitorio. Un poeta che ha saputo raccontare il nostro tempo, ha detto Braga, proponendo in settembre un momento in ricordo del maestro in aula. Diversi deputati, tra cui Gianangelo Boff di Futuro Nazionale, hanno concordato con la proposta della Dem. Credo sia giusto e doveroso, ha aggiunto Braga, che la Camera, alla ripresa dei lavori a settembre, dedichi un momento per ricordare una delle figure più straordinarie della nostra musica, della nostra poesia e della nostra cultura. Ciascuno di noi potrà rendergli omaggio attraverso le sue parole e le sue canzoni. Noi l'abbiamo fatto con Amerigo del 1978. Adesso, Simone, per favore, prepara pure la sigla. È il momento di Dentro Montecitorio, ultima puntata per questa stagione, poi tornerà a settembre con Laura Cavandoli, che ci racconta appunto perché il caso del Mastro è un caso di un'arma di distrazione di massa, ma parliamo anche della strage di Bologna del 1980, parliamo anche di collegato agricoltura e molto altro. Se tu sei pronto, caro Simone, noi possiamo mandare questo pezzo e ci ritroviamo poi dopo. La sigla si chiama Dentro Montecitorio e naturalmente ci ritroviamo dopo il TG che sarà alle ore 13, quindi noi verso l'1:15 saremo di nuovo pronti a tornare in pista con la nostra Capitaneria di Porto. Se tu sei Antonino, pronto, te la mando senza sigla perché non la trovo, va bene? Va bene, vai pure, grazie. E allora, nuova puntata di Dentro Montecitorio. Io trovo una eroica, è il caso di dirlo, eroica Laura Cavandoli, perché l'aria condizionata non perdona, ma non perdona soprattutto il tour de force a cui si sta sottoponendo a livello parlamentare, perché si vota e si lavora in aula ben oltre la mezzanotte, quindi come vedete non tira tardi per andare a divertirsi, anzi. Laura, intanto come stai, come ti senti? Ben trovata e bentornata. Intanto buongiorno a te Antonino, perché comunque agosto è pesante per tutti e buongiorno ai nostri ascoltatori. Moltissimi stanno ancora lavorando con un caldo pazzesco, per cui noi ci lamentiamo, forse perché c'è troppa aria condizionata, ma ci sono persone che stanno facendo anche lavori più impegnativi, che salutiamo e ringraziamo, perché agosto è anche un periodo di grandi lavori pubblici e anche, insomma, e anche nelle varie imprese. E insomma, bene, va tutto bene, siamo diciamo rinchiusi in Montecitorio da ieri mattina, da lunedì mattina in realtà. Oggi è mercoledì e siamo abbastanza impegnati, ecco. Diciamo che la prospettiva di finire prima della pausa d'agosto quest'anno è quindi sì, stiamo un po' Con l'acqua vagando, alla gola, insomma, diciamo così. ma sì, perché comunque la spiego dal punto di vista, diciamo, la spiego bene, se mi permetti. Certo. A ottobre praticamente inizia la sessione di bilancio. Cosa significa? Significa che tutti i provvedimenti che hanno all'interno dei costi, delle spese, delle coperture, se non diventano legge entro ottobre, si bloccano e vanno all'anno prossimo e cercano una nuova copertura economica nella legge bilancio per il 2027. Quindi, alla luce di questo, credo che sia un po' di avere spiegato perché ora dobbiamo chiudere tanti provvedimenti che poi molti devono andare al Senato, perché devono appunto entro fine settembre chiudere il percorso legislativo, altrimenti tornano indietro, insomma, fanno un po' come il Monopoli, no? Tornano allo start e devono ritrovare una nuova copertura. È così per il collegato agricolo, che tra l'altro questa procedura l'ha già fatta perché, ahimè, era già previsto nella legge bilancio del 2025, è stato spostato sul 2026 e si parla di 1 miliardo
e 200-250 milioni che vanno a favore dell'agricoltura. Quindi sono investimenti importanti che vengono assegnati proprio per l'allevamento, per gli oliveti, per il fondo della sovranità alimentare. Quindi sono provvedimenti molto corposi e giustamente dobbiamo cercare di mandarli al Senato al più presto possibile perché possano avere diciamo, la conversione in legge prima dell'apertura della sessione di bilancio. Ecco, prima però di arrivare a questo, tra l'altro c'è il ministro Giorgetti che sta parlando in aula dello scostamento di bilancio attraverso la clausola di salvaguardia nazionale. Io vorrei cominciare con un momento, diciamo così, di ricordo storico. Di ricordo storico perché ogni 2 agosto che il Signore manda in terra, a Bologna dal 1981, perché la strage fu alle 10:25 di sabato 2 agosto 1980, Bologna non dimentica. Bologna celebra e ricorda questi 85 morti innocenti, ricorda 200 feriti nel più grave atto terroristico verificatosi in Italia e nella più grave strage dal 1945 fino ad oggi. E l'augurio è che cose del genere non si debbano ripetere mai più. Però anche quest'anno io non mi capacito del fatto che si debbano fare polemiche su quello che dice la Meloni, non mi capacito sul fatto che cosa c'entrino le bandiere palestinesi quando si sfila per ricordare 85 innocenti da tutto il mondo. C'è pure un giapponese tra i morti di Bologna del 1980. Non capisco che cosa c'entri la sorella e la nipote di Fakir che sfilano col sindaco Lepore. Che cosa c'entra questo con la povera Angela Fresu, che è la vittima più piccola della strage di Bologna? Che cosa c'entra con chi del cui corpo non è rimasta nemmeno l'ombra perché era così vicina alla bomba che la bomba addirittura l'ha polverizzata? Ecco, io davvero mi chiedo che cosa c'entra tutto questo con l'autobus 37 parcheggiato davanti al piazzale di Bologna Centrale che ha fatto la spola avanti e indietro con i poveri morti per l'obitorio e con i feriti nella parte dietro dell'autobus con i finestrini coperti con i lenzuoli macchiati di sangue. Questo dramma cosa c'entra con questo, scusa l'espressione, casino che... Ecco appunto, cosa c'entra tutto questo casino di bandiere palestinesi e altro con 85 morti innocenti? È una bella domanda. Fra l'altro devo dire che verrà commemorata anche in aula la strage di Bologna, interverrò chiaramente io e mi chiedo veramente, Bologna, no, la dotta, Bologna, la grande città, però penso che si sia un po' perso di vista quello che deve essere la commemorazione, quello che è il ricordo. Perché quello che vuole la sinistra e che vuole che si dica la sinistra è che è una strage fascista, neofascista. E questo io devo dire una cosa, il fatto che lo scorso anno si sia messo un punto alle indagini dopo decenni di depistaggi, dopo decenni di non risposte, di menzogne, di impunità per persone che hanno ideato e realizzato questa strage è grida vendetta. Quindi credo che questa strage che abbia una matrice neofascista sia acclarato e forse possa calmare il fatto di avere trovato gli autori, possa calmare i familiari delle vittime. Però sicuramente non giustifica l'evoluzione che ha preso queste commemorazioni che hanno, devo dire, direi più che scavallato, contrastano quello che è veramente l'impegno che c'è stato da parte dello Stato contro chi voleva sovvertirlo, perché possiamo dirlo che la matrice viene proprio da soggetti che volevano eversivi, sovvertire lo Stato. E qui invece lo Stato deve rispondere che c'è e mettersi dalla parte di chi il nostro Stato, insomma, lo riconosce fino lì, e mi riferisco soprattutto ai disordini che sono verificati 2 settimane fa, attacchi diretti contro lo Stato, contro le forze dell'ordine, contro la prefettura, contro il comune. Abbiamo
ha avuto 70 agenti feriti, decine di auto date alle fiamme, una città messa a ferro e fuoco. Quindi devo dire, lo Stato c'era, ma lo Stato è stato attaccato. E anche recentissimamente sui muri della città, in pieno centro, inneggiano morte al premier Meloni. Credo che Bologna deve un attimino è una grande città con tantissime contraddizioni, però credo che a un certo punto la situazione deve tornare a essere, quella che è la direzione che è stata presa e che deve essere presa, quella di commemorare vittime innocenti, ma in cui lo Stato ha avuto un ruolo importante sia nell'immediato, nell'assistere i feriti, nell'assistere le famiglie, sia combattendo anche contro se stesso per trovare la verità, per dare giustizia alle vittime. E adesso con la memoria noi abbiamo l'impegno di manifestare per una convivenza civile, ma una convivenza che non vada completamente a decontestualizzare quello che deve essere il ricordo. Io credo che l'ideologia, come dicevi tu, che travolge una tragedia italiana, non possa avere ragion d'essere. Cioè, noi dobbiamo tramandare quello, non dobbiamo tramandare altro. Io credo che la Palestina abbia i suoi problemi e che se si vuole parlare di Palestina si debba parlare di Palestina. Io credo che la morte di Fakir sia un fatto su cui c'è un'indagine aperta, in cui manteniamo chiaramente lo Stato troverà le cause. Però non possiamo unire tutto, ma poi in nome di cosa? E fra l'altro io devo ringraziare il sottosegretario Nicola Molteni che ha partecipato e con grande capacità ha manifestato da parte del governo la vicinanza alle vittime e ha commemorato la strage, perché non ci sono state, ha fatto una dichiarazione assolutamente perfetta e totalmente rispondente a quello che è la realtà delle cose. No, ma sai, anche perché voglio dire, non ha senso, non ha assolutamente senso mettere assieme un'ondata di dolore simile con delle vicende che non c'entrano per nulla. Pare quasi che ogni volta, da quando c'è questo governo in carica, ogni anno manca solo che dicano è stata la Meloni, che aveva allora nemmeno 3 anni, ad andare a mettere la valigia con l'esplosiva a Bologna, perché qui ogni anno puntualmente le destre, il ritorno del fascismo, manca solo che dicano che quelli che sono al governo sono gli eredi materiali di chi ha messo la bomba, e cioè la Mambro e Fioravanti, perché questo dicono le sentenze della Cassazione e Ciavardini Definitivo. ora, secondo quanto hanno detto le sentenze dei tribunali. Cioè manca solo che dicano che tutto il resto, tutto il governo e compagnia bella siano una manica di bombaroli che hanno sulla coscienza 85 innocenti. E questo io non lo accetto, perdonate, non si gioca su queste cose. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Se posso chiederti una cosa, diciamo, di carattere personale, tu hai ricordi di questa estate del 1980, l'estate della bomba? Che ricordi insomma, hai? nel 1980 ero molto piccola, però ce li ho i ricordi perché effettivamente i giornali e i telegiornali non parlavano di altro, ero in montagna e mi ricordo bene che mio zio era transitato da lì proprio il giorno prima. Quindi un po' le coincidenze, un po' però i giornali, la stampa, le immagini le ho davanti. E quegli autobus, quei taxi che venivano, immagini in bianco e nero, perché erano tutti in bianco e nero, che portavano i feriti avanti e indietro,
quelle ruspe che cercavano di scavare, le ho forte chiare. Poi devo dire una cosa, che quando una delle prime volte che capita, ovviamente io sto a Parma, quindi il cambio a Bologna in treno per me è settimanale, tutte le volte che vengo a Roma. La prima volta che mi sono fermata a Bologna e ho visto la targa che è esposta proprio lì davanti alla sala d'aspetto, devo dire che è stato un po' straziante, perché veramente ha messo in moto una serie di ricordi insomma, che restano comunque indelebili. Ma questo lo dico perché quella targa deve avere lo stesso effetto che hanno le commemorazioni. Quindi credo che, e torno a quello che ci siamo detti, non strumentalizziamo, è una strage veramente drammatica che ha ferito il nostro paese, che ha diviso in due l'Italia, perché dal punto di vista proprio territoriale Bologna sta proprio Certo. al centro della Lombardia rispetto a tutto quello che è, diciamo, la parte del centro Italia. E quindi credo che strumentalizzare significa fare male alle vittime, e questo credo che lo sia, anche se i familiari delle vittime, che hanno un'associazione che ha tantissimo lavorato per avere la verità, e credo che anche loro debbano sentirsi offesi, perché ci sono vittime e vittime, ma quelle della strage di Bologna devono avere la loro memoria, la loro commemorazione, non dobbiamo mischiare storie diverse. Pienamente d'accordo con te. Aggiungerei una cosa: io sono nato, la bomba fu sabato 2 agosto, io sono nato mercoledì 6 di agosto del 1980, e quel giorno l'Italia si è fermata, perché quello fu il giorno in cui si fecero i funerali di Stato ad alcune delle vittime. Non tutti hanno voluto i funerali di Stato. Ci fu Pertini, c'è rimasta questa fotografia nel pomeriggio, i Pertini accanto all'allora sindaco di Bologna, Zangheri. E quel giorno l'Italia fece anche lutto nazionale per ricordare quelle vittime, a riprova del fatto che la grande storia spesso passa su di noi e che le piccole storie di ognuno di noi fanno la grande storia. E qualche anno fa mi è capitato, credo una quindicina di anni fa, di fare tappa a Bologna. Avevo tempo per la coincidenza e mi ricordo che sono andato nella sala d'aspetto, perché alla fine quel posto appartiene pure a me, per ragioni quantomeno anagrafiche, per il fatto che il Corriere della Sera che mio padre ha comprato quel giorno e che tengo ancora a casa parla della bomba, parla dei funerali, e io sono entrato e mi ricordo che proprio nel punto dove c'è stata l'esplosione, che c'è ancora un pezzo del pavimento originale, la povertà più scarna, una pianta grassa c'era e un santino della Madonna appoggiato lì per terra. E io mi sono fermato, ho chiuso gli occhi, ho pregato per sti morti e non so come, ma io nelle orecchie il botto della bomba l'ho sentito, non so né come né perché, e credo che dovremmo tutti rendere omaggio a quel luogo ogni tanto, se ci capita, passando a Bologna, perché è giusto ricordare questi innocenti e ricordarli come tali, perché la loro unica colpa quel giorno è stato di aspettare un treno il sabato per andarsene al mare in vacanza, perché a quel tempo gli italiani si spostavano tutti in massa col treno ed era un modo di viaggiare completamente diverso. Questa era l'Italia del 2 agosto del 1980. Senti, posto che dedico questo citando Carmelo Bene l'anno dopo dalla Torre degli Asinelli, con parole da ferito a morte per tutti i morti e i feriti dell'orrenda strage, ma adesso passiamo invece a cose un po' più terrene e un po' meno nobili anche del ricordo dei poveri morti di Bologna. Allora, qui sta telenovela su Del Mastro, Laura, tu a che puntata sei arrivata? Ci hai capito qualcosa? Perché Beautiful mi pare meno intricata. Ecco, mi fai un riassunto delle puntate precedenti? Tu che hai capito di questa storia? In realtà qui è sempre un problema di magistratura, perché è sempre fatto ridere, perché comunque anche qui, e mi assumo la responsabilità di quello che dico, qualche piccolo depistaggio c'è stato. Per cui la situazione, insomma, è abbastanza complicata, ma partiamo dal presupposto che questo Del Mastro è assolutamente non indagato, e questo lo dico e lo sottolineo,
che la richiesta di accedere alle sue chat è avvenuta da parte della Procura di Roma, quindi non c'entra nulla la mafia, nell'ambito di indagini che riguardano una persona con cui Del Mastro chiaramente ha avuto delle conversazioni e questa persona è stata precedentemente condannata per reati mafiosi. Questo lo dico perché, insomma, si è letto di tutto e io sono, e la Lega è, lo posso dire, garantista. Quindi di fronte a quello che si vuole vedere, capire di questa situazione, devo dire che c'è stata molta confusione, anche perché diciamo che la Procura nel mandare la richiesta di autorizzazione alla Camera dei Deputati non ha mandato nulla, come se non ci fosse nessuna attività istruttoria se non la raccolta delle telefonate e che quindi le telefonate erano necessarie perché non c'era nessun'altra attività istruttoria. Questo è ovviamente non è previsto, nel senso che la legge che prevede che per avere accesso alle conversazioni, in realtà queste sono messaggistica WhatsApp, dei parlamentari, occorre un impianto accusatorio suffragato, supportato da elementi, altri elementi istruttori, non che ci deve essere solo l'accesso alle chat per fare le indagini, perché sembra un po' la pesca a strascico. E quindi come Giunta abbiamo chiesto alla Procura di portarci altre prove e non ci ha mandato nulla. Poi dopo, così, la Giunta quindi ha deliberato che non sussistevano i requisiti e pertanto ha proposto all'Aula di non concedere l'accesso alla messaggistica del cellulare di Del Mastro. Il giorno, giovedì scorso, in cui doveva andare in aula, la Procura di Roma manda quella produzione di messaggistica, quindi che non è una produzione di fatto documentale, perché non si parla di documenti che abbiano una valenza diciamo certa, peraltro asserendo che non li aveva letti, dicendo che questi dovevano essere visti dalla Giunta. Produzione che ha fatto la difesa di Carroccia. Chiaramente questo è stato un po' il rituale, io l'ho chiamato un colpo basso, che ha fatto la Procura, perché è completamente avulso da ogni razionalità. E quindi è arrivato il ping pong che si è risolto ieri con le opposizioni che volevano a tutti i costi vedere queste chat e che in realtà queste chat non dovevano essere viste da nessuno, perché se si decideva anzi in realtà fosse deciso di autorizzare la Procura a vederle, quindi a usarle come prove, le avrebbe dovuto vedere la Procura per le proprie indagini. Invece la situazione, cioè nel senso che i parlamentari non dobbiamo fare noi le indagini, ma noi dobbiamo semplicemente vedere che sia rispettata la procedura. Pertanto si è dato per non mostrare le chat né all'interno della Giunta e quindi l'Aula voterà la relazione di maggioranza che prevede appunto che non ci sarà l'utilizzabilità di queste chat. La confusione è stata amplificata, e quindi diciamo la verità, dal Movimento 5 Stelle, che ha fatto anche una sceneggiata in aula lunedì con striscioni, cassaforti, cose allucinanti, perché un loro senatore ha fatto la stessa richiesta. Un loro senatore, che è un ex giudice, anche lui ha chiesto che non si desse accesso alle proprie chat. Ma guarda un po'. E quindi sì, Roberto Scarpinato, quindi Sì. è un ex magistrato che aveva scambiato messaggi con un altro magistrato che se ho ben capito è stato condannato e quindi insomma è chiaro che la situazione per loro vogliono
amplificare, insomma, questa richiesta nei confronti del Mastro per coprire quello che sta succedendo al Senato. Peraltro Scarpinato ha detto che assolutamente, come sempre, non aveva nulla da nascondere e ha fatto però ricorso alla Corte Costituzionale, che gli ha negato l'accoglimento dicendo che comunque sia non voleva, non sarebbero uscite le sue chat. Insomma, come vedi, la situazione non è assolutamente chiara, ma è stata volutamente pompata all'attenzione mediatica in virtù di un voyeurismo, però la motivazione vera è quella di chiudere, cioè di focalizzare l'attenzione su Del Mastro per spostarla rispetto a quella del senatore 5 Stelle. E questa è sempre la doppia morale della sinistra. E infatti ieri abbiamo anche ricordato in giunta che quando c'erano da dare accesso alle intercettazioni di Bonifazi, che è il tesoriere del PD, la Boschi e Lotti, insomma, ecco, il Partito Democratico si era comportato diversamente rispetto a Del Mastro. Quindi sono sempre i due pesi e le due misure. E su questo, ci tengo a dirlo, ricordiamoci di quando fu autorizzato nel 2020 il processo a Matteo Salvini, che Ecco. per 5 anni restò nella gogna mediatica e giudiziaria per poi essere assolto. Con lui, ahimè, tanti altri deputati, senatori. Ieri ho ricordato l'operazione Gotha che riguardava un senatore del partito di Forza Italia e un ex deputato che si sono visti dopo 7-8 anni, una vita rovinata. Peraltro in quel caso fu anche la mossa venne dalla direzione antimafia, quindi anche lì quando si parla di mafia la politica, diciamo, è un po' meno garantista. Bene o male non lo so, però queste persone sono state completamente assolte e hanno avuto non solo la vita politica rovinata, ma anche la vita familiare e la propria vita dopo mesi di carcere. Quindi devo dire, insomma, che bisogna stare attenti perché è goloso per la magistratura avere un politico, ribadisco, Del Mastro non è neanche indagato, ma un politico nelle indagini. Ma è ancora più goloso il voyeurismo della politica giustizialista, che però quando deve parlare o deve prendere le distanze dai propri, dalle accuse che vanno ai propri, non lo fa, anzi si avvale di tutti gli strumenti che loro attribuiscono alla casta, ma che invece sono sacrosanti, perché l'ho detto anche in giunta, cioè quando Montesquieu postulava la tripartizione dei poteri, no? Legislativo, giudiziario, esecutivo, cioè del governo, lo faceva perché questi poteri dovevano essere autonomi e indipendenti. Il giudice deve applicare la legge, deve applicare e deve rimediare quando una legge non viene applicata. Il legislatore deve essere autonomo, deve poter fare le leggi che crede, non deve essere messo sotto scacco da una magistratura perché se no ti indago se tu non fai la legge come dico io. Questo credo che sia la problematica che non si coglie o che si vuole sovvertire, e qui c'è ancora un aspetto ancora più grave, diciamo. Beh, diciamo che questa è una delle onde lunghe che ancora subiamo di Mani Pulite e dello sconquasso che ha causato in quell'equilibrio dei poteri di cui tu saggiamente parli. Del resto abbiamo celebrato un referendum sulla riforma della giustizia che purtroppo è andato come è andato, e quindi naturalmente, per citare solo canzonette di Bennato, tutto va come deve andare, ai 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 ai, bom 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 bom. Poi tra l'altro scusa, ma io insomma io non è che sono così ferrato in diritto, però mi hanno insegnato che uno che non è nemmeno indagato può essere tranquillamente ascrivibile alla categoria delle persone per bene. Quindi, se Del Mastro non è indagato, per quale motivo viene dipinto manco fosse Totò Riina? Tra poco diranno che porta la coppola e gira con la lupara per le strade, non lo so.
Guarda, al di là del fatto che comunque, lo sappiamo tutti, non è un personaggio simpatico, quindi su questo devo dire che, insomma, pur essendo un personaggio pubblico ha qualche diciamo ha poca empatia, quindi questo credo che, lo paghi. Però io l'ho detto e lo ribadisco, quello che deve fare la Camera dei Deputati, quello che e prima la Giunta, astrae dalla persona. Cioè, Esatto. se fosse come fu, Bonifazio o la Boschi, per me è sempre un deputato, quindi io non devo andare a colpire del mastro, io devo andare a vedere qual è la situazione che coinvolge quel collega e devo andare a capire se sono rispettati tutti i requisiti che la legge, prima la Costituzione, articolo 68, poi la legge 140 del 2003 e infine tutta la giurisprudenza costituzionale Mm. che si applica in questi casi, prevede che siano rispettate. E altrimenti io faccio politica. E la Certo. politica io la faccio con i comunicati, con gli attacchi, con i contrasti, con le interrogazioni, cioè io la politica la faccio in un altro modo. Questa non è politica. La Giunta per l'autorizzazione non è un luogo politico, non è un luogo di dibattito politico, di scontro politico, come invece vogliono i 5 Stelle. Certo. Laura, senti, uscendo da questo tema, il collegato agricolo, perché ricordiamo tu sei capogruppo alla Commissione Agricoltura, appunto. Cosa sta succedendo col collegato agricolo? Ahimè dovevamo chiuderlo, ma insomma finirà prima della pausa estiva, appunto chiuderemo anche il collegato agricolo che andrà quindi al Senato per settembre, dove ci sarà il capo dipartimento agricoltura, l'amico Bergesio, che insomma sarà lui a doverlo traghettare al più presto verso l'Aula, e quindi devo dire è un provvedimento molto molto corposo. Prevede tanti fondi, lo accennavo prima, si parla di 1.200.000.000, prevede tante cose che servono alla nostra agricoltura, soprattutto, e qui lo sottolineiamo, agevolazioni per giovani e donne in agricoltura, perché abbiamo un terzo degli agricoltori che sono nei prossimi 10 anni andranno in pensione. Abbiamo bisogno di pensare a un ricambio generazionale, a rinnovare la nostra agricoltura. I giovani agricoltori sono i migliori, ma perché sono i più performanti, perché loro mettono le loro competenze, la loro preparazione e l'innovazione la mettono a frutto e riescono così ad essere più performanti e andare a cogliere, a prendere dei settori della domanda, di richieste che quindi vengono a questo punto più apprezzati, quindi fanno sperimentazione, fanno innovazione, fanno tutte quelle che sono le richieste più innovative a cui la nostra agricoltura italiana è pronta. Quindi devo dire ci sono grandi incentivi per il ricambio generazionale, poi ci sono anche accordi importanti, cioè crediti fiscali che vengono attribuiti per le aziende che fanno questi accordi di filiera, perché in questo modo con gli accordi di filiera da 3 o 5 anni, soprattutto nell'ambito dei cereali, si dà una stabilità economica agli agricoltori che sanno che devono coltivare, cioè devono produrre quei determinati cereali con quella quantità e quella qualità, e questo gli permette quindi di fare una programmazione, diciamo, a breve medio termine. E anche questo è uno dei temi importanti, perché in agricoltura avere una prospettiva, diciamo, e una stabilità rende, diciamo, l'agricoltura anche qua, più attrattiva, perché i rischi, diciamo, che ci sono dal punto di vista climatico, ora stiamo affrontando il rischio idrico, della crisi idrica che sta colpendo il nostro paese e su cui il ministro Salvini è intervenuto assegnando 6 miliardi sì, 6 miliardi di euro per 733 interventi che erano bloccati da anni e che lui ha sbloccato proprio perché l'agricoltura ha bisogno di riserve idriche. Non possiamo fermarci anche qui davanti a chi i finti ecologisti, ma che sono poi i finti ecologisti, sono quelli che veramente non vogliono bene al terreno. E invece il terreno deve essere messo nelle condizioni di produrre, e questo dà una difesa dal punto di vista idrogeologico, ma anche la possibilità di non attaccarci alle falde acquifere
e quindi svuotarle perché effettivamente non sono rinnovabili, ma utilizzare quella che è l'acqua piovana, l'acqua rinnovabile che può essere conservata e può essere utilizzata quindi deviata e utilizzata per gli usi agricoli. Vediamo il Po che è in un momento di secca importante e chiaramente l'agricoltura comunque continua a prelevare, per cui ragioniamo veramente per sbloccare le opere che addirittura io penso la Diga di Letto, no? Che è oltre un secolo che la zona emiliana aspetta, però effettivamente che bisogna sbloccare risorse e creare questi invasi, queste dighe, che però non si sa come mai c'è sempre il mondo del no che non li vuole perché ci sono, che ne so, le nutrie piuttosto che altri animaletti che non devono essere colpiti, quindi affamiamo l'Italia per questo motivo. Perché, lo dico con orgoglio, il Coltiva Italia è un decreto che va nell'ottica della sovranità alimentare, ma anche dell'autonomia alimentare. È un tema importantissimo su cui ci soffermiamo poco, perché se ci pensiamo un attimo deve creare, secondo me, un grande allarme. E abbiamo visto con l'autonomia energetica, ma se ci mettono nelle condizioni di non poter più accedere, l'abbiamo visto con i fertilizzanti, ma anche con i grandi cereali dall'estero, quindi alle produzioni estere, noi dovremmo essere in grado di dare da mangiare ai nostri cittadini. Certo. Ecco, è una riflessione che io lascio aperta, però quello è il tema. E questi fondi, infatti ci sono 300 milioni che vanno sull'allevamento dei vitelli autoctoni e della filiera vitello mucca latte, e va in questo senso. Cioè dobbiamo mantenere le nostre razze e dobbiamo mantenerle, diciamo, in forma e numericamente, insomma, sostenibili, anche per dare da mangiare al nostro paese. Certo. Senti, tra l'altro io il Po l'ho visto giusto avantieri di ritorno, sono andato giù a Levanto da Lorenzo Viviani per l'ultima puntata di Zoom e sono andato e tornato con la Vespa e quindi ho avuto il tempo di guardare dal ponte vicino Tortona com'è ridotto il fiume, e il fiume sembra più un guado che il fiume più importante d'Italia. Cioè è tutta una distesa di sassi bianchi, un rigagnolo, e per il resto si vede proprio che è basso, basso, basso. Però non facciamo come fanno quelli di AWS, non diciamo che è colpa della Meloni. No, anche perché che deve fare? Ridicoli, deve andare col secchio a buttarci l'acqua dentro, non ho capito. Mi ricorda molto Alessandro Mafiglio che va a vedere la corrida a Siviglia, sviene, gli portano un bicchiere d'acqua, lui si risveglia, datela al Manzanar che ne ha bisogno più di me. Quindi è la stessa cosa. Appunto, e soprattutto perché sono sempre quelli che, come ti dicevo prima, si oppongono alle infrastrutture idriche. È delle due l'una. Cioè non è che mi viene a dire che non si può, che il Po è secco, è colpa della Meloni, e poi sei tu che ti opponi alla possibilità di trattenere le acque piovane per usarle per l'agricoltura. Perché, insomma, è chiaro che il prelievo c'è sempre, lo diciamo dal Po, perché l'agricoltura deve andare avanti, i pomodori, i cereali devono essere innaffiati. Certo, questa è la cosa più evidente, non è che si innaffiano così con la danza della pioggia. Forse AWS vuole che la Meloni vada a fare la danza della pioggia e arriva al Po, non lo so, vabbè. Senti, parliamo di cose Comunque serie. sono ridicoli. Sì, questo sicuramente. Parliamo invece di cose serie e di un uomo serio e per bene quale era Enzo Tortora. Che cos'è questa proposta di legge che porta il suo nome? Sì, guarda, devo dire che è una proposta di legge che è stata approvata in prima lettura alla Camera, che viene dall'opposizione, viene da Giachetti, quindi, e va a fissare una giornata per ricordare Enzo Tortora e le vittime degli errori giudiziari. Ed è il 17 giugno, che è proprio la giornata in cui lui fu arrestato, con l'accusa, anche questa mi sembra qualcosa di mafioso, quindi un'accusa veramente gravissima. Sì, era e quindi io credo che questa l'accusa. È camorrista, sì, esatto. Quindi in effetti è una proposta di legge che va nell'ottica di un'idea che aveva Enzo Tortora di una persona liberale e garantista.
Quindi gli errori e la mala giustizia esiste, ha rovinato persone, le ha portate alla morte. E è giusto ricordare Enzo Tortora perché lui fu un uomo di successo, un uomo di spettacolo che da un giorno all'altro ha visto la sua vita rovinata. Le opposizioni si sono astenute e questo credo che sia stato veramente un brutto gesto. Lo dico perché credo che insomma veniva da azione questa proposta di legge e quindi avere la scusa di qualcuno che non l'ha approvata, insomma, a me sembra oggettivo che il caso di Enzo Tortora è un caso lampante della vittime della mala giustizia e quindi mi sembra giusto che ricordare le vittime della mala giustizia possa essere un incentivo anche per i giudici ad essere più attenti e non troppo spavaldi. Quindi non vedo, e credo che ci sono insomma tantissimi giudici che lo sono, altri che forse lo sono un po' meno. Gli errori li facciamo tutti, però è chiaro che in base alle proprie responsabilità sbagliare diventa a volte più rilevante, quindi richiamare l'idea che ci sono delle persone che hanno pagato anche con la vita, perché comunque il calvario di Enzo Tortora è stato così, purtroppo ha avuto questa evoluzione, sia importantissimo anche per chi, anche per i magistrati, quindi non è una legge contro la magistratura, ma è una legge per la magistratura. Sicuramente. Senti, e per finire, il ministro Giorgetti, che cos'è questa clausola di salvaguardia nazionale e soprattutto lo scostamento di bilancio? Beh, lo scostamento ci arriveremo, diciamo che al momento siamo partiti con delle comunicazioni che appunto fanno riferimento alla crisi che c'è dal punto di vista energetico. Parlavamo prima della crisi dell'autonomia alimentare, ma noi in Italia abbiamo il problema dell'autonomia anche energetica, quindi questo ovviamente ci porta a dover fare degli interventi che chiaramente vanno a gravare sul nostro PIL e quindi chiediamo all'Unione Europea di utilizzare una clausola di salvaguardia per l'energia e da questo punto di vista quindi anche a creare debito, quindi più flessibilità per l'energia e anche per la difesa. Al momento non abbiamo numeri, non abbiamo quindi la possibilità di dire cosa succederà e quindi era semplicemente questo un passaggio che dovrebbe valere insomma circa, l'idea è sui 21 miliardi spezzettati su 3 anni, che però insomma giustamente il ministro è venuto a dirci vi terrò informati perché questo passerà tutto dal Parlamento. Quindi non stiamo votando lo scostamento, ma stiamo votando un'autorizzazione al governo, quindi al MEF, perché si possa attivare questa clausola di salvaguardia che con ogni probabilità porterà a uno scostamento di bilancio che voteremo a settembre, ottobre, insomma, quando sarà pronto e dopo l'interlocuzione con l'Unione Europea. Benissimo. Allora Laura, io ti voglio ringraziare del tuo tempo e ti voglio ringraziare anche per questa puntata di Dentro Montecitorio. Ci ritroviamo martedì prossimo se vuoi. Mi fai andare in vacanza? Va bene, allora a settembre con Dentro Comunque ci Montecitorio. aggiorniamo, magari ci troviamo lo stesso. Anche Grazie ancora. Qualcosa da dire abbiamo sempre, quindi ci riaggiorniamo e se non è per martedì prossimo sarà a settembre. Molto bene, Grazie ancora. Ciao. Avete ascoltato Dentro Montecitorio con Laura Cavandoli. Qui Parlamento, l'attualità politica dalla viva voce di